Veneziano, siamo su F1.25 quest'anno, speriamo di riuscire a portarlo, sembra migliorato il gioco e vediamo insomma. Siamo carriera scuderia, abbiamo scelto le icone ovviamente, vado con le icone. Abbiamo come budget un budget intermedio, quindi siamo da metà classifica. Siamo a difficoltà difficile, il massimo del difficile, vediamo cosa riusciamo a combinare. Come pilota abbiamo scelto ovviamente Ayrton primo pilota e Mark Webber come secondo pilota, anche perché non mi dà la possibilità di scegliere i piloti, tra virgolette, normali. C'è tanta carne al fuoco nella, diciamo, scuderia, nella carriera scuderia. Qua abbiamo... qua devo scegliere cosa fare. Aspetta un attimo. Allora, ragioniamo qua, abbiamo tutoriale scuderia, abbiamo i messaggi, valutazione dei fan che mi dà la possibilità di sbloccare cose. Queste sono tutte cose che posso sbloccare ovviamente quando ho dei punti per migliorare i bonus, le varie cose. Valutazione dei fans, noi siamo ovviamente la, l'Ardit GP, eccola qua, siamo chiaramente così, perfetto. Vabbè, prestazioni, siamo come macchina, siamo tutte le scuderie, diciamo le classifiche, ok, facciamo un attimo vedere perché mi sembra giusto. Qua ovviamente possiamo migliorare le strutture, però servono soldi, perché abbiamo 1.600.000, quindi non è che abbiamo tanto. Non siamo proprio messi bene. Ok. Siamo la quarta forza del mondiale. Vediamo se riusciamo a vederlo. Mi ricordo più perché c'è tanta roba qua. Sto sviluppando adesso l'aerodinamica. Ok, qua abbiamo i piloti ovviamente. Senna e Webber. Mercato piloti. Formazione piloti. Ok, prima teniamo questi piloti qua. Personale. Qua abbiamo insomma tutte quante il limite massimo, tempo di sviluppo, queste cavolate qua. Qua abbiamo diciamo tutto quanto, qua la ricerca ovviamente stiamo sviluppando adesso l'aerodinamica, facciamo anche vedere, in corso, ecco siamo la quarta forza del mondiale, McLaren, Red Bull, Ferrari e la mia scuderia appunto. Basta insomma, quindi tante robe da sviluppare, c'è tanta carne al fuoco, vediamo cosa riusciamo a combinare sinceramente. Adesso cerchiamo di fare, allora, cerchiamo di capire. Prestagione, vediamo, lealtà sponsor, esperienza titolare, il morale. Mm. Tour mondiale. Ma io comincerei questo qua, sì, una roba proprio arrogantissima. Ah, però mi togli via tutto, però, no, direi di no, allora. Allora, ci spariamo. Facciamo una cosa semplice, 5 giorni, così cerchi... Aspetta, ma fammi capire, no. Sorry guys. Allora, mettiamo che voglio fare il tour mondiale. Weekend Gram, ok, adesso ci siamo, bom. Adesso possiamo sviluppare per bene tutto. Dopo mettiamo che qua ci spariamo. Cominciamo con il tour mondiale, poi conferenza della scuderia. E sponsor principale. Vediamo se è giusto così, speriamo. Qua abbiamo. Ricevi 100 punti risorsa ogni giorno. Il morale del tuo telaio. Beh, aerodinamica mi servirebbe. Ok, direi di fare aerodinamica per partire a bomba. E questo. Beh, qua... Mm. Sì, però qua non ho altro da fare in realtà perché non dovrei sviluppare nient'altro. Poi qua abbiamo impressione. Qua possiamo farli tutti, credo. Ok. Bene. Spero sia giusto.
Allora, possibilità di trovare sponsor secondari. Direi intanto secondari. Azione fans. Ok. Boh, però se le posso fare tutte, che senso ha? Secondo me sto facendo qualche stronzata, però. Eh, beh, io ci sto capendo un cazzo, sinceramente. 25 bombe, dai. Ok. Ho fatto tutto? Boh. Spero sia giusto. Ok, andiamo proviamo ad andare avanti. Vediamo un po' di robe. Ritardo, E ora apriamo le trattative piloti per la prossima stagione. Potrebbero Oddio. essere dei nostri o correre per altre No, no, scuderie. no, Sena lo Vai vogliamo a su priori. colloqui coi piloti e decidi su chi puntare. Ok, colloquio piloti. Beh, Ayrton Senna, assolutamente. Allora. Ah no, ma che cazzo. Ok. Ora, cioè, cosa me ne frega, eh? Qua chi è? No, ma non mi interessa adesso. Non voglio cambiarli. Boh. Io spero sia giusta sta roba. Ci sto capendo, ne ammazza. Teoricamente dovrei riuscire a fare tutto. Attività completata, ok. Allora, vediamo. Ricerca. Qua abbiamo 768 di... E allora... No. Devo cambiare... Ok. Vediamo, quello è messo peggio in questo momento. Adesso sì, il telaio, il tela. Il tela, dobbiamo migliorare assolutamente il tela. Ok. Però adesso teoricamente... torniamo un attimo nell'attività. Non lo sto capendo, ne ammazza. Vai, buttiamo anche il telaio. Che mi sembra impossibile poter fare tutto. Vabbè, con calma cerchiamo di capire. Presentazione. Vabbè, presentiamo, vai. Presentazione stagione 2025. Il gioco sembra avere tanta roba, in più anche cioè, sta diventando quasi un F1 manager la parte scuderia. Oggi sarà un video un po' più lungo, attenzione. Beh, sono belle chicche queste. Insomma, però GP4 non si batte, GP4 non si batte comunque. Guarda, vedere Ayrton è sempre emozionante. Vabbè, la maglia ci sta, non è chiaramente prima o poi la possiamo rendere più reale. Alonso, allora Alfonso. Leclerc e Gigi Hamilton, non la strada di Hamilton. Ok. Eccoci qua. Non ho ovviamente ho tolto la musica per il copyright. Eccoci qua ragazzi, siamo pronti. Questa è la griglia di partenza del Mondiale 2025, con l'Ardite GP pronta a dominare la scena. Ta-da-na-na. Attendere, prego. Boh. Allora. No, scusate. Eh, tu, tu, tu. Attività in corso. Attività in corso. Sì, sono in corso. Sono in corso. Sono tutte in corso. Vai. Ricerca Boss, completata. uno sponsor vuole investire nella nostra scuderia. Godo.
Allora, intanto qua abbiamo sviluppo. Ok, sviluppo singolo. Ok, 11 giorni, non posso ovviamente. Ok, telaio non c'è niente. Buono, sì, sì, è proprio diventato un manageriale da questo punto di vista. Adesso voglio capire i sponsor. No. Allora. No, teoricamente penso sia ancora presto. Messaggi 0. Va bene. Vai all'evento. Ah, eccolo qua. Il rock. Quindi non ho capito che cazzo. Ma ce l'ho o no lo sponsor? Boh. Comunque la macchina mette in stile Bron GP, sapete che si parte sempre così. È un cubo, è sempre così. Avanza. Siamo vicini ragazzi, è il primo weekend. Scusa se ti disturbo, ci servirebbe il tuo aiuto. Tanto qua cosa è successo? La ricerca. Allora, siamo sempre il telaio per la parte veramente. Eccolo qua, ok. Non abbiamo però le possibilità. Questo sì. Vai. Questo possiamo svilupparlo. Godo. Ci voglio far vedere un po' tutto adesso, ragazzi. Il telaio mi siamo messi male. Il telaio. Sviluppo. Telaio, vai. 8 giorni. Sì, ma qua non mi arriva niente. Vai. Non ci arriva una mazza. Vai all'evento. Allora. Il nostro sponsor principale era il suo programma basato su ok, artificiale. Lealtà. Lealtà sponsor e lealtà no, per il momento ti faccio no, non rompi i coglioni. Avanza, e signori, andiamo al weekend di gara, prima Ehi, tappa del abbiamo mondiale. portato avanti la ricerca su diversi ricambi. Non dimenticare di svilupparli. Nessuna possibilità di migliorare l'auto dovrebbe andare sprecata. Ok, attenzione. Ah, perché posso scegliere, beh, è chiaro, cioè, salvo casi eccezionali, si va con Ayrton. Tappa numero 1, Australia, round 1. Ci vediamo dopo le qualifiche, raga. Raga, partiamo quindicesimi e sedicesimi, quindi siamo là. Vuol dire che la macchina ha quelle prestazioni per il momento. Infatti l'ho detto, sono tutto bilanciato, non ho chiaramente una macchina nelle prime posizioni, vedremo, poi la difficoltà non è neanche facilissima. Vedremo. Comunque, raga, voglio provare la strategia 2 soste. So che è una pazzia, però voglio vedere se ma riesco ad avere un ritmo con le soft veloci nei primi giri, se posso fare qualcosa. Io ci provo, ragazzi. Voglio fare un test in questa prima gara, tanto ripeto. Ci può stare poi con la pioggia, tutto può cambiare, vedremo, insomma. Quindi, raga, si parte guarda, P14 in realtà, 14 e 15, dai, non male, non male. Vai, raga. Go, go. Partenza. Mamma mia. Subito vengo chiuso. Cosa ho fatto? Adesso subito vedo un po' di maroni. Vediamo se le soft possono dare vantaggio. Sono curioso, sono curioso. Sono l'unico, secondo me, ad avere la doppia sosta. Dopo sulle gare al 50% non è mai conveniente, però 9 secondi. Vediamo se li recupero in pista. Vediamo, raga, vediamo. Subito cominciamo a danneggiare la macchina. Tutto simulazione, ovviamente, danni, guasti, Il tutto a cannone. sottoscocca ha preso una botta, ma nulla di serio. Sta buono, sta buono. In testa la corsa. Non lo so. Comunque graficamente impressione incredibile, cioè
il miglioramento c'è, e anche come gameplay rispetto all'inizio poi di F1 24 si vede tanto la differenza, mi sembra molto molto meglio la fisica. È chiaro, non è GP4, non sarà mai, scusate raga, però la luce soprattutto molto migliorata. Io poi questi devo superarli se voglio, se no veramente la doppia sosta sarà distruttiva per il talentissimo. Cioè, devo avere più passo, la quarta forza, cazzo. Vai, Kuma, vai. È una strategia aggressiva del talentissimo. Vai, Ayrton, con l'Ardit GP. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Speriamo di riuscire a portare dopo tanti anni la serie che su F1 con, diciamo, quello tradizionale, non il retro gaming. Dai, che sento che è, però le gomme sento che sono più prestazionali. Vediamo, proviamo, il Kuma ci prova. Box tra l'8º e il 10º laps. Mamma mia, quello rischiato. Ha messo sempre severità normale, lo dico già perché... Fa attenzione quando segui la scia della vettura che ti precede. Se avverti un po' di sottosterzo è perché sta emettendo aria sporca che influisce sull'aderenza. Sì, lo so, Alex, lo so. Cerca di sorpassare. Vediamo, ho messo bandiere rosse e safety car aumentato, vediamo. Di solito io ho abbastanza fortuna su ste robe, però... 23, 24, dai, non giro male, boom 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 boom. Crediamo che il sottoscocca sia un po' rovinato, Basta, ma niente di serio. Lotta subito, lotta vera, lotta... Ragazzi, ho forato, esagerato, ho esagerato. Strategia sbagliata, vabbè. Pazienza. Ci ho provato, dov'è Webber 13esimo? Dai. Siamo ultimissimi. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. Ci ho provato, raga, ci ho provato. Ci abbiamo provato, ma purtroppo strategia che la posso fare forse quando magari ho dei ritmi diversi o una macchina migliore o più esperienza, ma così è veramente dura. Ok, questa non è la nostra posizione effettiva. Devono ancora rientrare e hanno scelto una strategia a una sosta. Non vale la pena spingere troppo perché dovrebbero rientrare presto ai box. Ah, 9 frasi se non erro. Adesso faccio la mia gara tranquillo. E vediamo. Subito foratura la prima gara, se partiamo subito bene. Cerchiamo di capire anche il nostro ritmo. Mamma mia, qua mi sono salvato, ma c'è poco da fare. Giocando con il retro gaming perdi ancora di più. No, questo giro è veramente orrendo. Tanto qualcuno ai box. Le condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti. Se magari qualcuno finisce con le soft, chissà. Vediamo se sono l'unico a fare le due soste. Dopo guardiamo questa cosa. Comunque il gioco è migliorato rispetto al 24.
Adesso vediamo, purtroppo ho La perso. vettura dietro di te ha appena montato gomme dure per la vettura dietro. Mi fa piacere. Il distacco dalla vettura che ti precede è 8,1 secondi. E adesso vediamo se abbiamo margine per fare un recupero. Prima gara di Ayrton con la RTCP anche per Marcolino Webber. Qualcuno ai box, ovviamente, qualcuno ai box guadagna un po' di posizioni. Il tuo RS si sta scaricando. Ricordati che puoi sperimentare con le lungo. modalità RS sul DMS. Mamma mia, oppure all'ho lasciare rischiata. l'acceleratore e premere leggermente il freno per ricaricarlo manualmente. Sono riuscito a tenere le posizioni, ma veramente a fatica. Siamo 15esimi. Cioè è chiaro che quella foratura ha pesato. Bisogna capire se sarà che il temporale, perché è prevista pioggia forte, ma gli ultimi giri però sta spingendo il brasiliano. Mi piacerebbe fare punti la prima gara. Beh, questa la taglio sempre leggermente, non mi dà la penalità, però ok, qua chiaramente le macchine davanti hanno le gomme messe peggio, quindi adesso stiamo un po' guadagnando. Alonso non lontano, però attenzione. 4. Siamo 14esimi. Che palle, continua a rovinare le gomme, non va bene. Al 20-22esimo giro, però a questo punto posso fare soft. Bisogna capire come sarà il tempo. Il distacco dalla vettura davanti è 1,9 Abbiamo Ajar davanti. Mamma mia, Alonso però tira, lo tira. Molto vicino Alo, mamma mia Alo. Ok, prendiamo la position. La strategia comunque buona perché siamo ottavi, siamo rimasti in posizione, quindi questo è buono. Il problema è che devo fare ancora una sosta e penso di essere l'unico. Comunque si è ritirato Carlos Sainz. Attenzione qua, non so sfruttare il mio errore ovviamente. Mamma mia quanto l'ho rischiata. L'ho rischiata veramente di mettere a muro. Alonso a velocità. La vettura che ti precede ha appena montato gomme dure, gomme a mescola dura per la vettura davanti. Alonso è molto vicino, Alfonso. Non posso permettermi errori. Giro record di Verstappen. Comunque non giriamo tanto più lenti, Questo è buono. Se no... Seconda sosta. Mamma mia, la macchina non messa benissimo comunque, Non sono le soft. Vai, veloci. Bravi. Però non spingere subito, siamo, cerca di portare insomma, le gomme a temperatura. 13esimi.
Non siamo molto lontani dalla zona punti, abbiamo ancora 8 laps. Solo che se sono l'unico che ha fatto le 2 soste, non mi conviene. Purtroppo questo è il problema di fare il 50%. E anche non parlo del 35%, che proprio le gare non sono minimamente reali. Però se voglio entrare in zona punti devo adesso fare dei giri mostruosi. Intanto Lambo, fastest di Lambo. Quindi alla fine strategia buona. Nel senso, ero ottavo, ho perso un po' di posizioni, ma adesso però le gomme iperprestazionali, vediamo quanto guadagno. Sono proprio curioso. Tanto la pioggia non sembra arrivare, raga, E se arriva, arriva troppo tardi. No, qualcuno va in box, vuole qualcun altro alle 2 soste, speriamo, vediamo. Speriamo e vediamo. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 0,0 secondi. Dai, spingi sto catorcio infernale. Questa non l'ho presa proprio benissimo, ovviamente. Però siamo un po' lontani. Vedi, miglior primo settore, però. Le gomme ci sono, le gomme ci sono. Stiamo spingendo molto. Ok, vada, boom, 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 boom. Ottimo sorpasso. Qua vado lungo, che cazzo però. Ma cosa ho fatto? Alonso i box. Boh. Non ho visto problemi. Sinceramente, il mio miglior giro comunque, nonostante il traffico. Siamo a tanti secondi però dalla zona point. Adesso vediamo con pista libera. Mentre le gomme hanno altri 4 giri, dai, almeno spero. 3 giri almeno buone, sicuro. Stiamo guadagnando. Siamo 11esimi. Occhio al distacco dall'auto di fronte, 4,1 secondi. Mamma mia. Qua ho perso. Fuck off, fucaf. Classico fucaf cumendiano. Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle Mi così. fa piacere. Se riesco più a guadagnare però faccio errori, ho troppa fretta. Peccato però 11esimi, porca miseria. Stiamo guadagnando, ma forse non basta. Perché, madonna, le gomme sono già bruciate praticamente.
Dai, io ti prego, mamma mia, c'è andata bene qua. È un po' permissivo in quella cura, per fortuna. Dai, un ritiro davanti. Madonna, orrendo, orrendo con questa qua proprio. Mi sono giocato la zona punti sicuramente. Ah, male, male, male. Ok, sei all'inseguimento della vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. Sì, non sto dando le prestazioni con la soft, quello è il problema. Peccato. Speravo in un punticino irridato. Certo, partivo 14esimo, ho guadagnato 3 posizioni, però mi serve un ritiro davanti. Ma sappiamo che nella Formula 1 moderna i ritiri sono pochi. Ok, questo è il distacco dall'auto di fronte, 4,1 secondi. Stiamo riguadagnando, ma quell'errore mi sta costando tantissimo. Ormai la gara è quasi finita. Potevo essere 2 secondi adesso. Stanno arrivando anche da dietro. Ci sembra di vedere pioggia, arrivo previsto tra circa 15 C'è minuti. una macchina ferma, c'è una macchina ferma però. Leclerc. Alcune informazioni sulle Charles. cause. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Fuori Charles, fuori Charles, fuori Charles. Secondo ritiro per Charles. Dopo Sainz. Quindi entro in zona punti. Godo. Ok, via libera. Avevo chiamato ed è arrivato. Se devo tenere però la zona punti. Solo che quello è il problema che c'ho. Ma non ci voglio credere. Riperdo la zona punti così. Devo lottare con le unghie e con i denti per riprendermela. Cazzo, quella è soft però. Non mi aspettavo. È solo che il problema è che si usurano veloci. Forse era meglio le medium. La distanza, avevo comunque 8 giri ancora. Vai. Peccato perché era una bella occasione con... Non è finita però, non è finita. Ci stiamo provando in tutti i modi. Ma mancano 3 laps, 3 laps. Ma perché? Stiamo dando veramente tutto, ma la gomma è andata. Cazzo, 60%. L'anteriore sinistra. Peccato. Avevo chiamato anche il ritiro, ma non basta. Perché la gomma anteriore sinistra è troppo usurata. Era meglio la medium, vabbè. Forse guadagnavo meno, ma ero più costante. Non posso sperare in un altro ritiro, sarebbe troppo culo.
Nei box Russell, certo che veramente, però basta un minimo tocco e sti qua nei box. Mamma mia. Bisogna prendere le misure, Beppe. Ma guarda, anche Lawson purtroppo, tutti rimangono in posizione. Porca, ci avevo creduto, mi ha superato subito con... Dai, peccato, non arrivano punti, ma comunque la gara non è male, dai. Tante sbavature, è vero, ma come prima gara ci siamo. Strategia da rivedere, nel senso, le due soste al 50% secondo me non sono mai vantaggiose. Ci ho provato. Inizia l'ultimo giro ai piedi della zona punti. Ok, ultimo giro. Portiamo a casa il risultato. Vabbè, 11° posto che non è male, deve andare molto peggio, però è sempre fastidioso finire 11°. Vince Norris, ha stravinto Lando. McLaren ovviamente macchina da battere. Distacco dall'auto davanti, 3,2 secondi. Dobbiamo sviluppare con calma. E alla lunga i risultati possono arrivare. Oddio. 81%. Sì, sì, il carburante c'è. Non ho più gomma però. Dopo il classico no gom, no gom. Hülkenberg è vicinissimo. Finiamo 11°, un po' una beffa, ma va bene. La prima gara ci può stare. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Vediamo una cosa. Gasly, pilota del minuto. Bravo Gas. Eccoci alla bandiera a scacchi con Lando Norris. Vediamo prima gara, vediamo un po' tutto. Bravo Lando, purtroppo. La doppietta McLaren? Forse no. Dopo giri su giri di prestazioni impeccabili, Bravo Lando. per il trio vittorioso è il momento di celebrare i frutti del duro lavoro. Lando, Max, Oscar. Solleva il trofeo in aria e si gode i festeggiamenti per una meritata vittoria. Lando Norris. Bravo Lando. Le McLaren partono forte. Buono. Beh, è stato un fine settimana di Formula 1 davvero entusiasmante. Webber sesto Tornate a comunque. seguirci prossimamente per altri momenti Bei di punti ha fatto, incredibile comunque vedi. Formula 1. Due soste, vediamo. In realtà però vedi che Leclerc non l'ho mai considerato, quindi qualcuno ha fatto le due soste, però fatalità tutti dietro, solo il primo di quello che ha fatto le due soste, no, Ocon, anche Ocon ne ha fatte due. Sì dai, allora, certi fanno anche due soste, è importante questo da capire, buono, buono, buono. Migliorando l'ingegneria per avere uno slot in più, ed è importante il personale, qua stiamo migliorando i meccanici. Stiamo così, andiamo tranquilli per il momento, meno male che Webber ha portato punti, questo è importante.
Nella costruttori siamo quarti, infatti. Beh, gli 8 punti di Weber me li godo a cannone, bravo Weber. Dai. Ok, sviluppo completato, la macchina Boss, sale. ti ricordo che abbiamo terminato la ricerca su alcuni ricambi che sono in attesa di sviluppo. Ok. Usiamo quei miglioramenti sull'auto. Sta boh, allora aspetta un attimo. Allora, gestione aggiornamenti. Monta a Senna. Ok. Quindi ovviamente Senna è il nostro pilota di punta, se dopo chiaramente vediamo che il nostro pilota, e noi non useremo mai, credo, il secondo pilota, però se lotta per il mondiale magari possiamo anche vedere di fare la cosa, di rendere la cosa più dinamica. Ok. Buono, sviluppiamo. Perfetto. Ok. Ricerca. Abbiamo ancora 1200, il telaio non ok, sbloccata. Però non possiamo perché ci manca lo slot. No, possiamo, godo. A posto perché è andato di là. Molto bene, molto bene. Dobbiamo migliorare l'aerodinamica che è che è il tallone d'Achille finora. Assegnazione gomme. In una gara come la China. Faremo più morbide, vediamo. La rischiamo. Raga, sotto il condone veneziano, la prima impressione è ottima, sia dal punto di vista gameplay che grafica che modalità. Quindi, dai, per il momento, bene. Un saluto dal comandante veneziano. Ciao!